Buonasera a Kenny. Allora, stasera abbiamo preso in prestito un mio collega del Circolo Speleologico Teologico Turano, che è quello che cura i rognosi rapporti con il catasto delle grotte, che ci sembra qualcosa da contestare, il nostro pescatore alpinista, istruttore di Cividale, purtroppo Cividale, e a tempo perso fa il controllore dei vini, della qualità dei vini. Un po' a tempo perso. A tempo perso, quando proprio non c'è nient'altro da fare. Va bene? Per cui Andrea Chiavoni, che tra l'altro potrebbe venire anche a piedi perché abita qui vicino, no? La Fiosa, mai che si arrugginisca, è venuto stasera a dirci cosa si fa con costone in te cantine dallo stile. Va bene? Quindi passo la parola a te, Andrea, e speriamo che tu ci spieghi un po' dei segreti e perché il vino questo un anno fa ancora buono che ho a casa, che mi sembra totalmente strano che Dopo hai aperto la bottiglia un anno fa. sì, perché mi voglio bere tutto. Io non lo amo molto e un goccio alla volta. Il giorno passato bene. La volta scorsa qualcuno ha lasciato qua questa. vi ringrazio e vi saluto tutti quanti. Ho già introdotto tutto adesso, quindi non devo presentarvi ulteriormente. Lavoro appunto nel settore vitivinicolo da ormai quasi 15 anni, 16 anni. Mi occupo di certificazioni di vini e di controllo appunto dei vini, sia DOC che UCG che GT, da livello regionale. Oggi faremo questa passeggiata nel tempo insieme. Cercherò appunto di portare insieme a voi questa evoluzione della viticoltura, della vinifica, delle aziende di vinificatori appunto, per la trasformazione dell'uva che avete visto nelle volte scorse, grazie agli altri miei colleghi, da Davide a Enos e a Carlo, appunto come si traduce quest'uva in vino. È un'esperienza appunto che parte già all'immagine iniziale da millenni. Infatti è dall'uva che si produce vino e ho detto ok, facciamo un po' di storia perché si inizia dall'uva. Ha sempre assunto il vino, ha sempre assunto un ruolo importantissimo tra le varie civiltà, tra i vari popoli, sia come merce di scambio, ma sia anche a livello liturgico, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, appunto il vino, quasi appunto nel mondo cristiano non è qualcosa di importante, quasi da paragonarlo al sangue di Cristo. Oppure nell'antichità venendo alla divinità quali appunto durante i banchetti, baccanali e via dicendo. Ovviamente tutto ciò non vale nei paesi islamici, dove il vino e comunque tutti gli alcolici sono vietati. Perché sono vietati? Perché rendono l'uomo suscettibile di stati di umore, di cambiamenti di umore, quindi perdono l'autocontrollo. Ovviamente quando si beve tanto l'autocontrollo si perde, loro dicono no, stop. Come vedete un po' in questa, purtroppo una tabellina che avevo trovato, partiamo da regioni che nel 3500 a.C., che siamo nella zona caucasica, Mesopotamia, iniziavano già a produrre questo vino, per dopo man mano esportare queste tecniche verso le regioni nostre, fino Iberia, quindi Spagna, Europa centrale, Atlantica, per dopo ovviamente siamo nella nostra parte europea. Perché parto da, appunto, vi mostro un'immagine della Georgia? Perché hanno inveduto che i primi popoli a sfruttare e a utilizzare il frutto della vite, quindi l'uva, per produrre vino, provenivano da questa regione qua, il Kakheti, così chiamato. I vini georgiani tuttora vengono, seppur con migliorie enologiche, lavorati un po' ancora come quella volta, quindi con anfore, con metodi tradizionali della zona. Questi che vedete voi, questi che leggete qua, sono comunque realtà vinicole della zona georgiana, con vini
vi devo dire, veramente interessanti. Condivido, ci sono stata, condivido Come l'hanno assaggiato? Anch'io. Bene, mi fa piacere, perché appunto magari uno potrebbe dire ma come giosa così, invece no, sono realtà che hanno continuato nei millenni a produrre questi, che sono proprio dall'inizio della civiltà fino adesso, hanno continuato a fare vino e vini appunto di ottimo valore. Come vediamo siamo in zona ovviamente della fascia di coltivazione della vite che ha preso appunto da questa area, diciamo dal Mar Caspio, mesopotamica, fino a raggiungere tutta la Turchia, tutta la parte balcanica, per dopo essere esportata o introdotta, perché in questo caso erano i romani anche che riuscivano a introdurre tutte queste scambi di vini e anche di coltivazioni viticole nella nostra penisola italiana e nonché esportarle nelle altre regioni ovviamente dell'europeo. Questo caso qua sono anche raffigurate altre realtà conosciute anche a livello mondiale come produttori di vino, un vino interessante appunto con varietà di diverso tipo, ma soprattutto come il Cile o appunto l'America. E vedete anche la Nuova Zelanda e la parte nel sud dell'Australia o che sono tutte nella stessa fascia di latitudine sia del capo di Sudafrica piuttosto che il Cile, dove hanno la vite esprime e l'uva che produce esprime il suo miglior risultato. Vediamo però, iniziamo a capire un po' cosa si tratta il far vino, prima nel passato, nel presente e nel futuro, un po' questa linea immaginaria del tempo. Che cos'è innanzitutto il vino? Tutti noi lo conosciamo ovviamente come bevanda alcolica, benissimo, prodotto alcolico prodotto dalla fermentazione parziale o totale di uva fresca, frutto della vitis vinifera. È stata appunto questa qua una definizione normata, anche tutelata, che presenta almeno una gradazione 8,5 gradi. È costituito da diverse caratteristiche che ne danno dopo al prodotto le diverse tipologie di varietà. Se assaggio ovviamente un Merlot, sento le sue caratteristiche, se degusto un Cabernet Sauvignon sentirò le sue caratteristiche, appunto perché danno questa tipicità all'interno del bicchiere stesso. Come potete vedere, tutto nasce dal grappolo di uva che verrà ovviamente dopo utilizzato per produrre il vino, costituito molto semplicemente come vedete, da acini, dal pedicelli, dal peduncolo. Questo nome qua può ricordare il fosco, dal peduncolo rosso, appunto perché è una caratteristica del fosco. Ma se noi andiamo a sezionare i nostri acidi, abbiamo queste particolari aree. Perché particolari? Perché abbiamo la buccia, con sopra una varietat che si chiama corina, che è una sostanza appunto presente sulla buccia stessa come protettivo, diciamo, di questo acido. Abbiamo la polpa, non vado nei termini anche più tecnici, però pensatela così, la polpa da cui viene ricavata la maggior parte del mostro, e i vinaccioli. Ve l'ho spiegato, ve l'ho detto appunto perché ci serviranno da capire dopo le evoluzioni enologiche appunto in cantina, perché sono appunto queste caratteristiche dell'uva stessa a portare ciò che andiamo a bere nel bicchiere stesso. La buccia, come vi dicevo, è la parte esterna che ricopre l'acino e contiene la maggior parte sostanze coloranti del vino stesso. Quando io vedo un vino rosso proviene principalmente dalle bucce, sostanze coloranti che sono contenute nella buccia. La polpa e i vinaccioli invece hanno un sistema interno costituito da acqua, zucchero, parte zuccherina, acidi, vitamine, composti polifenolici. Tutti questi termini aiuteranno dopo a produrre, in base alla maturazione, che appunto aveva spiegato Davide nel suo intervento, la famosa maturazione etnologica o fenolica delle uve,
a capire quando effettivamente veniva quell'uva per produrre vino. In passato queste caratteristiche non le conoscevano tanto, non sapevano, che non erano studiate, sapevano solo che il prodotto poteva fermentava da solo. Ai tempi dei Romani appunto venivano utilizzate tecniche molto rudimentali, quali queste anfore inglobate nel terreno. Perché questo? Che sono impermeabili all'interno grazie a delle resine che ricoprivano appunto la terracotta internamente, però le tenevano sottoterra perché dovevano mantenere fresco quel prodotto che avevano all'interno. La terracotta ha questa caratteristica e quindi veniva inserito il mostro all'interno perché lasciasse che venisse appunto prodotto del vino in modo naturale, cioè faceva la sua fermentazione in modo naturale. Potete ben capire che però va bene tutto, ma se io gli do ossigeno, lui si inizia a fermentare in modo naturale, ma potrebbe evolvere anche in aceto. Quanti di noi, lasciando magari una bottiglia aperta di vino, dopo un po' evolvere in aceto? Stessa cosa qua, avevano problemi in questo caso di aromi non piacevoli, quando loro bevevano in quel tempo. Tenevano in queste cavità naturali piuttosto che nell'argilla stessa. Per essere a quei tempi erano comunque intelligenti. Io vi ho scritto adesso Emiliano Pasteur. Pasteur l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo sentito perché è stato colui che ha scoperto, grazie ai suoi studi, i lieviti o batteri che entravano in gioco in questa fermentazione. Mentre lì ovviamente loro non sapevano solo che mettendo dentro l'uva lei aveva la capacità di trasformarsi in un prodotto alcolico. Quindi avevano problemi sanitari e di uso della calce appunto per la pulizia, ma finita lì. Quindi riuscivano a pulire grazie alla calce, al potere della calce, ma non andavano dopo tanto a controllare la fermentazione. Sì, riuscivano, ma con metodi molto artigianali e gestivano le temperature. Ovviamente il problema è l'ossidazione, che è un'evoluzione della fermentazione, e con questo sentore, in caso che il vino sia ossidato, di quasi aceto. Pensate quando sentite l'aceto, ecco, quella lì è già l'evoluzione eccessiva dell'ossidazione. Però conoscevano che cosa? Conoscevano l'uso del travaso, che permetteva di far perdere dei prodotti torbidi, questi prodotti di fermentazione, quindi residui di fermentazione, e le condizioni che venivano a crearsi. L'uso di questo saccus vinarium, che vi illustro, è un sistema di travaso che viene usato ai tempi dei Romani, ma che viene usato da qualche azienda in Friuli tuttora usano questo sistema di filtraggio con un tail di vino per riuscire a filtrare a forma di cono. Già anche in questi mosaici che vi ho portato e che sono ad Aquileia, già si vedono segni o segnali che comunque l'uva e il vino erano di casa a livello dei tempi romani. Quindi è un prodotto antico, ma sempre di grande, sempre conosciuto, diciamo così. Altre sostanze che usavano in quella volta nella parte di vinificazione riuscivano a contrastare questa grande produzione di uva, perché non sapevano cosa fosse la cernita delle uve stesse, quindi loro raccoglievano tutto, mettevano i cesti di vini e pigiavano e basta. Ovviamente la grande produzione di uva non aiuta la qualità del vino stesso, più ne abbiamo e più magari il vino diventa sì buono, bevibile, ma magari non sono quelle eccellenze che conosciamo noi. Utilizzavano il mosto cotto, cioè facevano a livello di mostro proprio cuocerlo, quindi riducevano come ridurre una marmellata. Questa qua, avendo gli zuccheri, riusciva a concentrare molto e la aggiungevano nei vini, quelli appunto poveri di questa sostanza, perché ne avevano appunto grande quantità di uva.
Utilizzavano anche sistemi naturali quali le galle delle querce. In questo caso qua vi ho portato 2 fotografie. Queste qua sono ricche di tannino, quindi riuscivano a correggere la sentore, la piacevolezza di questo vino grazie a rimedi naturali. Usavano l'argilla o il gesso per acidificare o anche per filtrare o per far decantare un po'. L'argilla, un sistema di argilla, diciamo così, viene usata anche oggi, quindi è un sistema valido delle cantine per decantare, per filtrare il prodotto stesso. Usavano anche polvere di marmo, albumi, tuttora usati, per chiarificare il prodotto. Però, vedete, antenati di tecniche ancora in uso, cioè cose che usavano i romani 3000 anni fa e tuttora valide. Sì, non vi dico che vengono usate le galle, quello no, perché ci sono dei tannini adesso di altra origine, però gli albumi vengono usati. Poi ovviamente il tempo va avanti, l'evoluzione, anche le conoscenze continuano a essere a crescere. C'era una condivisione, come vi dicevo, anche tra popoli, quindi alcuni conoscevano tecniche che altri non sapevano e viceversa. E dalla Francia, circa siamo adesso nel 1200, quando hanno fatto un bel salto in avanti, hanno introdotto al posto dell'argilla o della terracotta l'uso di botti che erano più facili da stoccare, perché erano fermi lì, buttano dentro il vino, e lei dava anche questo sistema di rilascio costante con l'esterno, tra legno e ossigeno esterno. Cioè questo scambio esiste tra legno, vino che è contenuto all'interno e l'esterno dell'ossigeno. Questo scambio è utile come anche nei tappi in sughero, appunto perché mantiene e dà, come vedremo anche dopo, questa evoluzione del vino che dopo assaggiamo, quando si assaggiano si sentono questi sentori piacevoli, appunto, e va a coprire o smussa certi sentori che magari sono caratteristiche negative. Vi ho portato un'immagine di un vecchio torque che venivano usate nel 1200, in certe aziende friulane si vedono ancora, si possono vedere quando si fanno le visite. Sono credo attrezzi imponenti, però molto validi dal punto di vista della pressatura dell'uva stessa. Andiamo avanti. Come vi dicevo, c'è sempre questo contatto. Qua inizia a comparire questo signore qua sulla destra, Louis Pasteur. Siamo quindi già passati avanti dal 2002, scoperta dall'America nel 1992, vai avanti, quindi altri scambi con altre realtà. Prime evoluzioni i monaci. Io vi ho messo i monaci perché tutti noi sappiamo che i monaci avevano nelle loro abbazie il piccolo vigneto, col roseto, e producevano e sapevano, scoprivano migliorie che noi tutti adesso, ovviamente con tecniche più evolute, ma possiamo degustare. Il famoso champagne non è che è stata una scoperta di un monaco, probabilmente casuale, però visto che era appunto un qualcosa di interessante questa tecnica enologica. Come vi dicevo, Pasteur è stato importante i suoi studi perché ha iniziato a scoprire il perché quest'uva pigiata andasse in fermentazione e producesse un prodotto alcolico. Non riusciva a capire il perché. Lui ha iniziato a studiare i lieviti di queste fermentazioni. Aveva studiato anche per la birra, per altri alimenti. Quindi avevano visto man mano nel tempo che va benissimo avere legno, ma era meglio sostituire con cosa? Con un cemento. Qualche volta le schede di cemento che tuttora si vedono venivano costruiti sì come serbatoi di vinificazione, ma anche proprio costruita la cantina su questi serbatoi stessi. Quindi sono serbatoi enormi, alti 2 piani, però all'interno viene tuttora stoccato e vinificato il vino. Dopo sono passati a evoluzioni di tecniche su ferro smaltato, poi acciaio e tuttora, come tuttora adesso si vedono, acciaio, vetro, resina.
e continuano queste migliorie a fare il vino. Ormai siamo ai giorni nostri, eccoli qua. Se andiamo a visitare una cantina vediamo questa realtà qua, perché è anche uno storico di questa cantina, ma vedremo dopo anche altre tipologie di vini che usano. Però ricordiamo appunto Pasteur ha fatto una slide veloce solo appunto come vi spiegavo cosa ha fatto di interessante. Ha scoperto le interazioni che sono in gioco in questa fermentazione, quali sono gli agenti esterni che entrano in gioco, ha cercato di capire quali fossero anche i difetti del vino stesso alla fermentazione e come evitarli, e ha introdotto, come sappiamo, la pastorizzazione, questo riscaldamento controllato 50-60 gradi molto breve, per abbattere i lieviti nocivi, passatemi il termine, quindi questi batteri acetici che danno quell'odore dopo nel vino di aceto, sgradevole qualche volta, e studiamo appunto questo approfonditamente il ruolo che ha dei lieviti. Siamo però qua 1800, quindi non sono lieviti che dopo vedremo di sintesi, passate anche lì, costruiti quasi, costruiti nel senso tarati per quella fermentazione. Qua erano lieviti, si chiamano indigeni, cioè quelli che si trovano nell'uva stessa esterna o che possono essere nell'ambiente della cantina. Come sono questi qua? Ecco, arriviamo ai giorni nostri. Perché? Perché la fermentazione è rimasta uguale, il processo è stata evoluta, si è evoluta fino a, e vedremo anche dopo altre cose, quasi all'estremo. La base sono sempre, come vi dicevo, questi lieviti, il Saccharomyces cerevisiae come gruppi, come appunto il Saccharomyces variatus, altri lieviti utilizzati a livello di vinificazione. I lieviti sono presenti, come vi dicevo, naturalmente sulla buccia della cellulura, su questo strato esterno, purina, dove naturalmente vivono e si moltiplicano. Hanno il potere di trasformare gli zuccheri presenti nella polpa, come abbiamo visto prima, in alcol, anidride carbonica e altri composti, e soprattutto anche energia, calore e energia. Perché? Perché è una fermentazione che quando c'è questo passaggio da zucchero ad alcol emette energia. Questa energia si sente veramente sulla vasca, o quando si appoggia la mano magari in fase di fermentazione si vede ribollire, si sente anche caldo. Se si fanno degli esperimenti in casa così si vede questa temperatura. Ovviamente la temperatura è influenzata dalla temperatura, ovviamente in questo caso perché? Perché lui dice: io faccio il mio dovere, ma non farmi stare a -5, farmi stare al calduccio, dammi da mangiare, eccoli, apporti nutrizionali, qualche zucchero che si trova nella polpa, concentrazione di zucchero appunto nella polpa, vitamine, ossigeno, lasciami anche respirare qualche volta, acidità e pH, un po' quello che avete visto con Davide la volta scorsa, i famosi grafici, i famosi punti di valutazione per la vendemmia migliore appunto dato da pH e acidità. A tuttora, oltre a questi lieviti che naturalmente sono presenti sull'acido, ci sono lieviti selezionati, così chiamati. Sono lieviti, come vi dicevo prima, tarati, che loro, quando vengono utilizzati, ti danno quella caratteristica del vino, in quel prodotto. Cioè io voglio che il mio vino diventi, per esempio, un Pompelmo, uso quel lievito lì e lui mi dà alla fine della sua fermentazione, alla fine del suo lavoro, mi dà quel gusto del vino di Pompelmo. Originati cioè i lieviti selezionati sono sempre naturali, però migliorativi, cioè provengono magari da uve, sempre dall'uva, sì, però sono moltiplicati in laboratorio, diciamo, quindi sono secchi assolutamente, sono polveri, un po' come quello che si usa per la panificazione in casa, però si fanno attivare appunto con la temperatura che danno le mani. Selezionati perché lavorano magari meglio a certe temperature rispetto ad altre. Pensate ad avere una cantina in Austria piuttosto che in Sicilia, le temperature sono ben diverse e quindi anche il mosto può avere diverse temperature, o mosti che possono avere diverse acidità, un'acidità alta, quindi con un pH alto, magari rischia di
di far morire subito questo lievito, quindi non riesco a portare avanti la mia fermentazione. Oppure ci sono lieviti che lavorano meglio su acidità alta e magari diversamente. Quindi si dice selezionate appunto perché portano avanti con sicurezza la fermentazione in modo omogeneo fino alla fine. Quelli indigeni che le cantine, anche i Friuli, talune cantine le usano perché spontaneamente fatta la fermentazione, sì, va bene, assolutamente, portano anche dei risultati interessanti. Ma certe volte, se io sono stato magari non tanto attento nella concentrazione degli zuccheri della polpa, quindi troppi zuccheri, troppo a secco, magari ho messo un po' di appassimento, certe volte i lieviti non lavorano. Allora devo dargli una mano, devo dargli un po'. Selezionati aiutano questo, appunto, dare in modo continuo la fermentazione fino alla fine. Si distingue la fermentazione alcolica, si distingue in bianco, in rosso e in rosato. Ecco qua è solo rapportata velocemente come è costituita, quindi zuccheri e glucosio. Il zucchero è costituito da glucosio principalmente all'interno dell'acido, quando viene pressata l'uva, viene aggiunto il lievito, o se sono lieviti naturali, cioè naturali indigeni, quindi presenti già nell'uva, fa partire la fermentazione e che cosa produce? Produce l'alcol, il famoso alcol che dopo si ritrova nel vino, anidride carbonica che viene evapora dopo e fuoriesce dalla fermentazione e energia per me. Ecco qua, due parole sugli lieviti che si diceva. Benissimo, ci sono quelli indigeni, come è scritto qua. C'è una parte dei produttori che utilizza lieviti indigeni, ossia quelli presenti naturalmente sulla buccia dell'acido o qualche volta anche in cantina nell'aria. Ma non sono tanto performanti, ho scritto io. Perché? Perché sì, portano, se uno conosce la propria uva, conosce anche magari i lieviti che potrebbero avere. Ma certe volte non sono così performanti, sono sensibili ai cambi di stato del prodotto. Cioè se io per esempio non mantengo controllato, in questo in generale, la temperatura, la mia acidità del mio mostro che sta fermentando, rischio di farli morire e dopo non producono più il prodotto che vorrei. Mentre con quelli selezionati lavorano in modo più specifico, a diverse temperature, come vi dicevo, diverse concentrazioni di zuccheri e per diverse tipologie di mostri. Un mostro molto carico, come può essere il Pertuzzo, magari appassito, o un Picolit che ha tanto zucchero, sicuramente non posso usare un lievito magari che lavora bene con mostri magari un po' più semplici, senza grossa quantità di zucchero. E soprattutto, non da poco, sono esistenti a agenti quali la solforosa. La solforosa è un prodotto che viene utilizzato come antisettico, come antisettico, antiossidante, cioè blocca tutta l'aria che c'è all'interno e diciamo non satura, però la disinfetta quasi all'interno della vasca stessa. E ha l'alcol, perché potrebbe avere ovviamente dei prodotti che in fase della fermentazione stessa danno quei aromi non piacevoli. Con la solforosa riesco a eliminare. E ovviamente l'alcol, più alcol c'è, magari certi lieviti si fermano, non riescono a lavorare bene. Qua vi ho fatto un esempio tratto da internet di diverse, vedete, queste scatolette, questi booster sono sottovuoto, sono diverse tipologie di lieviti che si trovano in commercio. Queste tipologie di lieviti, se andiamo a leggere, purtroppo è piccolo ma ve lo leggo, ceppo di lievito selezionato per la produzione di vini rossi e rosati, aromatici e corposi. Questo corpo esata la complessità e tipicità propria del vitigno di partenza, le cui note aromatiche si diffondono omogeneamente con aromi fermentati nelle sfumature che ricordano i frutti di bosco. Se il mio prodotto voglio avere il frutto di bosco, userò quel lievito lì, che lui lavorerà bene e mi darà quelle caratteristiche piacevolissime dopo davanti in un bicchiere. Non spaventatevi che, come vi dicevo, non sono velenosi, non sono prodotti, anche perché dopo vengono eliminati in fase di travaso. I residui di questi lieviti vengono eliminati con la successiva chiarifica e con la successiva travasi nei vari step successivi. Andiamo a vedere un attimo queste vinificazioni, cosa sono. Allora, le vinificazioni in bianco sono la caratteristica fase di fermentazione attuale che si utilizza in una cantina per
produrre del vino sia da uve bianche che da uve rosse. Perché uve rosse? Perché la vinificazione in bianco viene utilizzata per esempio anche per le basi spumanti. Pensate allo champagne, piuttosto che al Franciacorta, piuttosto che al Prosecco, piuttosto dove si aggiungono magari delle varietà che hanno, quando la vedete, bacche colore rosso, quindi scure, tipo un pino nero. Quel pinot lì viene utilizzato anche per questa vinificazione qua. Qual è il segreto, il pulcinello? È che quando c'è la scomitura nella pressa, il mosto deve essere allontanato immediatamente dalle relative bucce. Le bucce non vengono mantenute lì solitamente più di 24 ore. Cioè il mosto, quando viene pigiato, viene tolto il raspo, viene lasciato con la buccia all'interno, quindi inizia la fermentazione, ma la buccia, soprattutto se sono queste bucce colorate, anche pinot grigio fa così, rischiano di tendere a dare sorprese di colori, a tendere leggermente rosato. Il rosato anche appunto ramati, così chiamati adesso, questi rosé che si trovano in giro, hanno questa caratteristica. Viene utilizzata la buccia 24 ore all'interno del fermentino e dopo tolte. Utilizzo di presse pneumatiche, le presse pneumatiche sono degli strumenti che le cantine hanno e che aiutano appunto, in base alla mia volontà come enologo, di dare delle pressioni, ossia sono come le camere d'aria di una bicicletta. Più io la pompo e più quella camera d'aria va contro il tubolare esterno, contro il pneumatico. Stessa cosa queste qua. Più do aria, più queste qua comprimono l'uva per estrarre il più possibile. Il più possibile polpa e mosto. Utilizzo di lieviti selezionati, di chiarificanti, di decantazione a freddo, sistemi di filtrazione e centrifugazione per eliminare eventuali impurità. Qua in questa immagine che vedete sembra un vino torbidissimo, invece stanno solo chiarificando, lo stanno pulendo con la bentonite. La bentonite è simile argilla, pensatela così, che viene messa all'interno del vino e per gravità lei passa l'argilla, questa polvere che si ingrossa per fare delle maglie e man mano che scende tutte le impurità più grandi di quelle maglie vengono catturate e portate in fondo alla vasca. E vi ho messo anche un eventuale passaggio sul lì, ossia il lievito quando finisce di lavorare ovviamente muore, perché dice ho finito il mio discorso, però lascio la mia cellulina all'interno del vino. Qualche volta se queste fecce, come chiamate, finali, sono gradevoli, il mosto del vino ancora in fermentazione viene lasciato su queste fecce nobili per dare un apporto maggiore al prodotto vino finale in termini di aroma e complessità. Per vini importanti, qualche volta si chiama sui lieviti, sui residui finali degli lieviti stessi. Qua vi ho fatto uno schema tirato appunto per mostrarvi la vinificazione in bianco, come avviene. Io ho la mia vendemmia, ho questo macchinario che si chiama pigia di raspatrice, di raspa, ossia toglie gli acidi, toglie i raspi, li elimina e il prodotto successivo, quindi gli acidi stessi con la polpa, viene messa in questa pressa pneumatica, come vi dicevo, che inizia a girare, dove questa cosa è tipo un torchio, però viene pressata, viene tolta la buccia, vengono messe all'interno di queste tine di fermentazione per massimo di 4 ore, non di più, viene tolto, per dopo una successiva serie di travasi tolgono man mano queste impurità, che sono frecce finali, per dopo essere imbottigliati, il vino in bianchi stessi. Qua l'altro schema più o meno uguale, anzi è uguale solo con aggiunta di diverse altre caratteristiche, vado via veloce perché vi ho appunto detto adesso che dalle uve viene torchiata, viene messa in questi fermentini, fatta la fermentazione, per dopo essere sfecciati, svinati, quindi tolto tutte queste impurità per rendere il vino più pulito possibile, per essere dopo imbottigliato e venduto. La vinificazione in rosso invece, che è come dice il nome, si utilizzano le bacche di colore rosso,
e quindi tutti i vini che conosciamo, Merlot, Fosco, Cabernet Franc, passano attraverso questa vinificazione, questa fermentazione. Dopo la smemmitura le parti solide, cioè le bucce, i vinaccioli, vengono tenuti, come vedete, all'interno del fermentino molto di più rispetto a quelli bianchi, appunto perché tutte le bucce che dicevo prima che contengono le sostanze coloranti devono essere da loro estratte tutte queste sostanze per rilasciare nel prodotto finale il vino. Quanto è la durata? Varia da 4 a 6 giorni, dipende dalle varietà che vengono vendemmiate, a 20-30 giorni, quasi un mese nel buccio. Quindi le fermentazioni continuano attraverso queste tempistiche, ovviamente sempre controllati, temperatura, come dicevo prima, e quant'altro. Come prima anche può essere aromatiche, lieviti selezionati, specifiche basi appunto dai fermentatori che lasciano all'interno, vengono rilasciate al mosto che fermenta con queste bucce. Le bucce, come naturalmente, tendono a essere spostate verso l'alto all'interno di questa vasca. Perché? Perché quando ho questo bucce più mosto, il mosto inizia a fermentare. Vi ho detto prima che quando fermenta si produce energia ma anche anidride carbonica. Queste bolle di anidride carbonica portano man mano tutte le bucce, tutti i vinaccioli verso l'alto, formando un cappello, cioè un tappo. Voi vedete un tappo, si chiama cappello. Questo strato di vinace, che dopo, una volta tolto, una volta può essere utilizzato per fare o la trappola per fare la bollata, è questa, deve essere sempre monitorato perché fa da sigillo. Fate finta che questo qua sia il mio vinificatore con tutto il mosto dentro, io il mio cappello ce l'ho qua perché come vi dicevo, per la spinta dell'anidride carbonica che porta tutte le vinazze qua in là, forma questo cappello molto coeso, e da un lato però l'aria, sotto ho il mosto, c'è il rischio che si ossidi, che si sporchi, allora l'enologo, comunque il cantiniere, devono stare attenti a far cosa? A romperlo, a rimescolarlo. Questa si chiama follatura. Vado avanti, così ve la mostro. La vinificazione, come prima, passa all'interno di questa fermentazione di fermentini molto più lunga, per dopo essere svinato, tolte le fecce, tolte le vinacce, le prime vinacce, e iniziato appunto a fare le varie travasi, da questa parte qua verso sinistra, fino alla fase di imbottigliamento. Quello che vedete, le vinacce qua, le vinacce magari se non sono così tanto compresse perché hanno magari all'interno ancora del mondo, le ritorche ne fanno vino di torchio. Francamente io l'ho sempre visto qui, magari una vasca con le fecce e venduto tutto magari a distilleria Eccolo qua, il cappello che vi dicevo prima si forma così, qua dentro abbiamo il mosto che sta fermentando di bacche rosse, la follatura, ossia questa rottura si faceva e si faceva in casa, tuttora tutti in cantina le fanno, appunto per poter bagnare e rompere il cappello di questo strato appunto di vinaccio. Vedete che stanno bagnando, lo rompono, è un sistema, riprendono il mosto sopra, lo mettono sotto, quindi comprimono questo cappello e lo portano fino in basso. Qua il signore, il cantiniere, lo sta rompendo a mano nella vasca di fermentazione, adesso è tutto automatico, lo dico, nessuno va lì a rompere a mano, se no magari piccolini ancora in casa, però a livello di vinificazione in Friuli fanno tutto automatizzato. Automatizzato, vi porto questo esempio qua che è simpatico, è un fermentatore classico di mosti a bacca rossa, solo che ha all'interno, vedete che ha questo tronco cono che non è il cilindro classico della vasca come lo conosciamo, lo chiamano organimede, è registrato e lo fa tutto naturalmente, non c'è una pompa che gira oppure che deve muovere. Praticamente cosa succede? Sotto il mio mosto, il mio mosto produce queste particelle che sono l'anidride carbonica che spinge vinaccioli e le vinacce verso l'alto. Qua ci sono dei bypass che sono chiusi, sono dei tubi che collegano come i vasi comunicanti le due parti della vasca stessa.
Quando io apro questo bypass, la mia anidride carbonica cosa fa? In automatico scende, fa scendere il mio prodotto mosto, rompendo da sola il cappello. Quindi non ho la gente che bagna sopra, ma rompe il cappello, stacca tutte queste vinaccioli. I vinaccioli scendono verso il basso, vedete qua da soli, per decantazione, le bucce restano quindi immerse nel mosto, richiudono il bypass e riparte la fermentazione, quindi ritornano verso l'alto, intanto si accumula negli angoli la carbonica, riaprono e rifanno questo giochetto. È solo da aprire e fare in automatico, perché la forza da solo della fermentazione riesce a fare questo, senza dover usare magari pompe per bagnare il mosto come abbiamo visto prima, tipo una doccia. La fermentazione malolattica, che avviene principalmente sui vini rossi, qualche volta anche nei bianchi, è interessante perché rende i vini rossi che degustiamo solitamente più stabili, morbidi e evoluti. Non sono così spigolosi come qualche volta si dice, sono un po' più piacevoli da bere. Viene attivata la fine della fermentazione alcolica, quindi quando i lieviti finiscono di lavorare entrano in gioco questi batteri. In questo caso sono batteri, non sono lieviti. Batteri che lavorano bene con queste condizioni che potete vedere, appunto temperatura intorno ai 18-20 gradi. Guarda caso quando la fermentazione ha finito e siamo ormai in primavera, quindi iniziano i primi gradi. Adesso ovviamente dopo dico adesso perché non sono a 2 gradi, 3 gradi, tutto anche in questo caso qua controllato. Nelle cantine oramai hanno sistemi di controllo della temperatura automatica, cioè controllano, possono scaldare, possono raffreddare le vasche, però naturalmente partirebbe da sola. E con questi batteri Rhinococcus euni, che vedete qua principalmente, che trasformano l'acido malico contenuto all'interno del mosto in lattico e quindi lo rende un po' più gradevole. La vinificazione in rosato, che produce appunto vini rosati, non è altro che la vinificazione che abbiamo visto prima, utilizzando però uve a bacca rossa che abbiano sostanze coloranti da poter estrarre, ma che non vengono mantenute più di 20 giorni, cioè vengono tenute le famose 24 ore, massimo 48 proprio, anche meno. Come la vinificazione del mosto in bianco, vengono lasciate la buccia portata con il mosto e tolte subito. E quindi lasciano questi colori tenui, così salmonati quasi, del vino rosato, che si vede in commercio, viene venduto anche quello, ma appunto, sono particolari vini. Non nascondo che questa è a me piace come macerazione, la famosa vinificazione immediata e macerazione carbonica, perché qua è alla base dei vini novelli, quelli che vengono venduti a novembre, cioè vendemmiati un mese prima neanche, quasi, un mese e mezzo prima e subito in commercio. Sono i vini novelli che praticamente le uve sanissime, di alta probabilità sana, vengono messe all'interno della vasca intere, con il raspo, senza pigiarle, proprio vengono messe e portate all'interno di questo osservatorio di vinificazione. Il peso dell'uva stessa più la saturazione con la CO2, quindi gli tolgo l'ossigeno, permette ai lieviti che sono dentro di lavorare, come hanno detto, non dobbiamo dare neanche un po' di ossigeno, lavorano con l'ossigeno dove? All'interno degli acidi. All'interno degli acidi del sole loro riescono a lavorare, ogni acido è come se fosse un piccolo fermentino. Con la pressatura molto compatta loro estraggono gli aromi, ma soprattutto i colori, e diventano dei colori così. Il vino dopo diventa, che lo mettete nel bicchiere, che ha un colore bello, intenso, brillante, con profumi fruttati, di pronta beva. Ecco, i vini novelli quando vengono fatti bisogna averli subito, non mantenerli lì per invecchiamenti o cose strane. Quando lo comprate, apritelo e degustatelo. E questa vengono fatti con questa fermentazione qua, quindi non vengono pigiati, vengono pigiati successivamente a questa macerazione, perché vengono comunque tolti i raspi
i raspi vengono tolti e è continuata con una fermentazione, una vinificazione in rosso. Però i raspi con tutto l'acqua, cioè tutto il grappo viene messo all'interno del fermentino. Come dicevo, non sono prodotti di lunga durata. Andiamo avanti ancora. C'è la fase di maturazione, questa è una fase importante delle cantine perché? Perché a parte veramente la fine della fermentazione, avere un vino limpido, quindi stabile, vengono travasati, vengono filtrati, ma vengono utilizzati dei sistemi, e guardate caso, come dicevo prima, le botti in legno o barrique o tonneau, come potete vedere in questa cantina, serve appunto per smussare, passatemi il termine, i vini un po' più aggressivi o lasciarli un po' più eleganti nel loro stato finale. Il tonno? Come? Il tonno. Il tonno sono questi recipienti qua da 5 ettolitri, sono 500 litri. Le barrique solitamente sono da 225 litri. Il vino qua può stare anche 2 anni dentro. Viene messo lì 2 anni, lasciato ovviamente abboccato, controllato, che non vada in ossidazioni, però vengono così controllati e mantenuti. Alla fine questi recipienti rilasciano, essendo poroso il legno, quindi sente l'ossigeno esterno, ma rilasciano il sapore come è costruito quel legno. Solitamente sono rovere, ma ci sono anche botti di ciliegio, quindi rilasciano sapori che magari danno questa tipicità, non di ciliegio, però magari smussano, danno un po' un'eleganza diversa, vini che magari sono molto progressivi. Quando vi dico progressivi, perché quando voi lo bevete, alla fine, o sentite che sono astringenti, come mangiare un capo verde magari, dopo dico un po' basta. Questi qua aiutano, ci sono delle vasche anche appunto a forma troncoconica in legno, in bottiglia, quindi il gioco, il ruolo importante del tappo, il tappo deve essere il sugo, in questo caso qua, di ottima qualità, e come vedete stoccate mantenute nel non vi nascondo che vengono utilizzati anche i chips, così chiamano. I chips sono queste scagliette di legno di diversa origine, quindi può essere ciliegio, può essere roba, può essere castagno, faccio un esempio, che vengono introdotte all'interno del vino per dargli un'aromaticità diversa. In Friuli, che io sappia, almeno a livello di DOC non si possono usare, quindi non ci sono, si possono usare sui vini magari generici. Quando io dico vino generico significa vino da tavola, quello famoso che si compra tipo il tavernello. Quando sono le botti mettono quelle scagliette? No. Come fanno a togliere? Queste qua vengono messe all'interno magari della vasca o di un sempre pieno, cioè quelle recipienti con sì, ma non vengono, o ovviamente in quantità magari calibrate alla quantità del vino. Quando nella botte viene travasata dalla botte, magari nella cisterna di acciaio, però poi si è imbottigliato. Sì, non vengono messe dentro. Vi illustro anche che iniziano, si ritrovano in certe cantine anche del Friuli, vinificatori in terracotta, guarda caso qui i romani sono tornati perché? Perché hanno la terracotta fornisce un ottimo isolamento termico, non ben che mai, consente al vino un'ossigenazione inferiore a quella di una barrica, quindi non ho il problema potrebbe andare in aceto, ve la passo così, l'ossigenazione pericolosa qualche volta per il mostro stesso, per il vino. È un contenitore molto adatto per mezzo di varietà in genere di frutto. Ci sono certe varietà, tipo non so, il Cabernet Franc, che ha qualche volta erbaceo. Quando si beve un Cabernet Franc si sente questo erbaceo all'interno. Queste qua danno questa magari possibilità di evolvere l'erbaceo che c'è all'interno della bacca, dell'acido. Passiamo anche ai vini dolci, che in Friuli è una tradizione consolidata, visto il Ramando o il Picolic. Le vinificazioni delle nostre vite sono in bianco, non sono in rosso, con un'attenta cernita di grappoli, produzioni basse per pianta, quindi non grandi quantità, basse per pianta, con un periodo di appassimento sia in pianta o in cassetta dei grappoli stessi, come vedete in questi graticci sulla destra. Io vi dico i vini dolci, anche alcuni vini rossi fanno magari un po' di appassimento per concentrare un po' di più lo zucchero, per sentire un po' di più gli aromi.
Questi vini dolci solitamente hanno questa caratteristica. Poca produzione per pianta con aromi intensi, zuccherosi, quasi mielosi. Non vi porto a conoscenza che in certe realtà quasi copiando un po' i cugini francesi, perché sono stati magari i primi che hanno trovato questo escamotage di concentrazione degli zuccheri attraverso la muffa nobile. La muffa nobile, che si chiama la Botrytis cinerea, se passate quando si fa una camminata nei vigneti, c'è il rischio che quando il grappolo viene attaccato da questa muffa si rovini completamente, diventa tipo i grappoli, gli acidi si squagliano, l'aroma perché dopo ha anche aceto all'interno e non è piacevole perché veramente è un pericolo per l'agricoltore. Però se controllata bene, sia dal punto di vista dell'umidità che della temperatura, vi dà delle caratteristiche importanti nei vini. Importante vi dico, come una concentrazione di zuccheri un po' più elevata, un po' più piacevole in bocca, sono dei vini, in Francia sono la zona Sauternes, tutte queste bottigliette più piccole. Da noi, forse Davide potrebbe darmi una mano, forse qualcuno a Mandorlo ha provato a fare queste evoluzioni un po' triple, cioè ha inoculato il fungo all'interno di questi graticci, magari controllando umidità e temperatura. Perché umidità? Perché se troppo elevata il fungo inizia a mangiarsi tutto, e invece di farlo evadere, quindi fare la muffa proprio, vedete la muffa classica, lui sta all'interno dell'acido e lavora all'interno i composti che sono della polpa. Una volta che io faccio fare questa evoluzione del grappolo, gli aromi che entrano nel vino sono qualcosa di eccezionale. Se vi capita appunto di assaggiare magari Sauternes, perché loro magari hanno dei climi che viene naturalmente qua stanno facendo delle prove in campo in certe realtà, perché bisogna stare attenti che magari non sia troppo umido o troppo secco, perché sennò non esce il turbo o non riesce a lavorare. Dà questa caratteristica al vino, come dicevo, interessante. E vini spumanti, la fa da padrone ormai. La fa da padrone. Ci sono questi tre sistemi, ve li mostro per farvi capire quando berrete appunto o acquistate un vino, uno spumante prodotto in Friuli, dite guarda, lo metodo Charmat, ossia autoclave. Ad esempio la stragrande maggioranza dei prosecchi, la ribolla gialla varietale che si trova al supermercato, faccio un esempio. Per darvi un esempio, c'è la ribolla gialla però anche che viene utilizzata il metodo champenoise o champenoise appunto è il metodo classico. Il metodo classico è quello che viene utilizzato per fare lo champagne o il Franciacorta o il Trento DOC. Cioè, questo qua, il metodo classico, è molto, vedremo adesso, che è molto più lungo come tipologia di fermentazione e di evoluzione del vino, ma che dà risultati completamente differenti, perché sono proprio due metodologie differenti. Vi riporto anche il metodo ancestrale, su lì, cioè sui lieviti lasciati all'interno della bomba. Passiamo proprio da questo, ossia io ho la mia uva, la bacca bianca, la pigio, la metto in pressa, la faccio fermentare, imbottiglio e faccio rifermentare il prodotto che va all'interno, cioè non vado a filtrare, faccio travasi per togliere occhiaioli, lascio il residuo all'interno del lievito che continua a lavorare all'interno della bottiglia. Da delle sensazioni proprio iniziali, si chiama anche metodo tradizionale, cioè il vino, se mi metto il lievito o naturale, quindi quello indigeno, o selezionato, e lo lascio lì senza filtrare, senza niente, fa questi prodotti qua, che sono prodotti che si sente l'evoluzione del vino, come in modo naturale, si chiama ancestrale. Naturale nel senso molto tradizionale. Il metodo classico, Champenoise, non è altro che un sistema di presa di spuma, di rendere il vino base, il bianco, aggiungendo il lievito allo zucchero, quindi questo liqueur lo chiamano di tirage, e
all'interno della bottiglia, tappo col tappo a corona la bottiglia e lascio per un periodo che può essere compreso da 6 a 30 mesi all'interno di queste celle. Le chiamano pupit, adesso sono tutte automatizzate, ve le mostro adesso. Perché? Perché ogni bottiglia è un autoclave, è il lievito che all'interno di quella bottiglia lavora per suo conto. Quindi ogni bottiglia, l'aggiunta che gli do è in base a quel vino che ha dentro. Quindi, perché dopo viene ribaltata la bottiglia pian piano o viene una volta in monaci il Dom Perignon così, avevano tempo di girare a mano la bottiglia? Perché facendo quel movimento permetteva ai residui del lievito, quindi ciò che dopo aver mangiato, di essere decantato nel collo della bottiglia. Adesso è automatizzato perché ghiacciano il collo, tirano via lo sporo, passatemi il termine, quindi il residuo finale del lievito, e dopo gli riaggiungono quel poco vino che c'è come liquore, questa cosa qua d'espedizione, che è il segreto dell'enologo. Se vuoi andare all'enologo, cosa metti dentro? Lo prendo. Allora, solitamente o è un vino vecchio che ha in cantina, o in Francia per esempio aggiungono un po' di cognac, vecchio cognac, perché lo fanno in cantina. Magari ci mettono dentro un po' di altre caratteristiche, vini un po' più vecchi, un po' più... Alla fine lo tappano e lo vendono. Caratteristica di questo è che si sente magari la crosta di pane. Quando voi aprite un metodo classico, hanno sentito la crosta di pane, sentite queste evoluzioni particolari, perché ogni bottiglia è l'autoclave, è il fermentino. Per contro, eccolo qua, Quello costa tanto. sì, perché uno è lungo prima di poterlo mettere in vendita, ma due perché adesso lui qua l'omino non c'è, perché è sostituito da queste gabbie che man mano si girano in automatico, fino a che la bottiglia non si trova col collo in giù, cioè praticamente Per ghiacciarla? come? Per ghiacciarla? Dopo, una volta che così, passa nella macchina che prende la bottiglia, che è medica, ghiacciano il tappo, staccano il tappo e qualcosa, sì. In certi casi, in Slovenia l'ho visto, fanno anche magari la stappatura, provano a fare, adesso è tutto automatizzato. Il metodo Charnardo, appunto in autoclave, è un metodo più veloce, per quello che dicevo prima, un po' secchi che si trovano, quelli da commercio, perché? Perché io devo prendere il mio base, fermentare, scommatizzare e mandare in commercio. Ovviamente autoclavi che possono contenere magari 300-400 ettolitri di prodotto, metto dentro il lievito e quindi l'autoclave sono 300, non sono 0,75 la bottiglia, zucchero, lievito, lascio che faccia la sua fermentazione, presa di spuma, vedete, da 1 a 6 mesi, niente rispetto a prima. Un filtraggio per togliere i residui del lievito, un'aggiunta eventuale se manca un po' di vino, bottiglia in vendita. È veloce. Ma che zuccheri mettono? Allora, solitamente viene aggiunto saccarosio, quindi lo zucchero di saccarosio è il glucosio per quello che si usa in cucina. Appunto. Sì, perché una volta uso quello solitamente. Che comunque è naturale. Allora è consentito in Italia solo per le cose di spuma, perché se dovessi dolcificare un vino, dolcificare significa dargli un po' di più alto, dargli più gradazione, in Italia non è consentito se non utilizzare il mosto concentrato rettificato. È un mosto che è considerato appunto rettificato perché utilizzando, per esempio, il motore per quel prodotto lì, mi dà garanzia di raggiungere un certo grado alcolico, mentre con lo zucchero che ho metto dentro aumento. Lo possono usare per esempio nei paesi nordici, un po' più freddi, così in Austria magari o Germania dove vinificano e aggiungono lo zucchero perché sono bassi di gradazione. Ecco qua le autoclavi, queste sono anche piccole a confronto, se fate un giro in cantina queste volte trovate anche enormi, orizzontali, verticali, schiere lunghe, però vedete sono io le chiamo tra virgolette bombe perché sono le bombole sono bombole alla fine, hanno doppia intercapedine e hanno una tenuta di almeno un 9 o 10 bar di pressione, quindi capite che sono ben rivettate, ben chiuse, perché la fermentazione lì è importante.
cioè produce carbonica, quindi devono essere ben controllate dal punto di vista strutturale, fissate per terra come sempre. Andiamo avanti veloce, ecco, vedete qua dentro c'è uno spaccato, vedete dentro queste intercappelline delle autoclave stesse. Andiamo verso la conclusione. E in ultimo, adesso iniziano a vedersi, quindi siamo già a questo presente, i vini biologici, biodinamici, vini naturali, zero solfiti, vegan, di più ne ha, ne menta, negli ultimi decenni hanno iniziato a prendere a piede questi prodotti. Se vedete anche nei supermercati, vedete che iniziate a vedere bolline del biologico, vegan free piuttosto che zero solfiti. Vegan è proprio assurdo. Sì. In teoria il vegan allora non potrei né cucinare, non potrei usare gli sì. Lì ci sono anche lì, sono alcune. Faccio solo un excursus per dirvi appunto cosa sono i vini biologici, anche se questo ginepraio di norme, perché è un ginepraio di norme, ve lo assicuro che sono ispettore su questo, posso fare un libro di norme sul biologico, li tutela questi, tutela ovviamente tutti i prodotti. Cos'è che evita? Evita prodotti che non si possono usare, prodotti di sintesi, prodotti di origine chimica. Quindi, oppure se la uso in termini minori. Faccio esempio, la solforosa riduce di 50 mg il limite massimo dal suo utilizzo rispetto a questo limite, cioè da 200 vado a 150 mg su milligrammi appunto a litro. O meglio, riduce, cerca di non utilizzare tanto. Prodotti tipo le pastiglie, quelle che si usano per damigiane perché non venga la fioretta, che è quella, avete presente, non si possono usare l'isotiroxanato da lì, non si possono usare. Perché? Perché ovviamente è un prodotto sì, seppur paraffina, ma all'interno. In certi casi i vini biologici, ho scritto, sfiorano difetti, cioè si sente magari qualche ossidazione, qualche puzzetta, che però magari fanno del contesto anche piacere, cioè sono vini che sono buoni, qualche volta mandati all'estremo, però forniscono questa naturalezza del vino stesso. Metà del prodotto finale deve esistere in campo, come nei convenzionali, ma molto di più, e poi in cantina. Il lavoro, come vi dicevo, di quel prodotto che vedo qua, per esempio biologico, metà lo faccio in campo, perché se io le uve per esempio sono sporche, non sono sane, cioè devo conoscere anche di portarmi a casa uve più o meno perfette, dico, o quello che posso fare, appunto perché se non la posso gestire in tanti metodi anche consentiti, ma che mi fanno ricorrere il prodotto finale, che magari non lo volevo così, lo trovo magari ossidato, lo trovo non piacevole al gusto, capita. Qua ci sono degli esempi di vino naturale, vino, in questo caso qua biodinamico, il famoso biodinamico, che è questo. I biodinamici sono particolari, se non avete mai visto, ci sono anche in Friuli, non so se avete mai visto, se avete mai sentito. La famosa, non so, mio nonno faceva la pozione con le ortiche macerate per fare un bel trattamento in vigneto. Bene, qua magari cosa fanno? Fanno in vigneto, chiamano questi preparati, i 500-501, non so, il corno letame, mettono il letame all'interno di questo corno solo in quella data perché la luna è astronomicamente perfetta, quindi evolve, si produce l'humus dopo le posso continuare il mio vigneto produrrà dell'uva diversa, o come per esempio quello silice, come vedete qua, questa silice che dopo viene si usano stimolanti alla funzione della luce e del calore, quindi bisogna conoscere queste interazioni tra il mio materiale, il mio vigneto, il mio terreno, conoscere bene il vigneto, ma il terreno, ma anche eventi cosmici, quindi la connessione astrologica, connessione uomo, vigno, ambiente, connessione cielo-terreno. Io ne conosco un paio, mi stringo la mano, perché dico complimenti, cioè devi conoscere come i tuoi figli il vigneto, ma anche in cantina dopo ha un suo perché, cioè il prodotto che viene fuori ha un suo perché, forse diverso, forse sono magari suggestioni, però esistono, allora mi sembrava giusto portarvi anche questa
Come vedete adesso cose molto contenute, fermentazioni che non usano possibilmente lieviti esterni, quelli selezionati, ma solo quelli indigeni. Ciò che mi dà la natura, ma cerco di dargli anche io qualcosa. I vini naturali, qualcosa si vede, sono vini assolutamente vitigni del territorio autoctoni, ossia che sono vitigni che vengono coltivati solo in quell'area e non in altre, che tipo forse il Lumbo Rosso piuttosto che il Friulano locale. Gestione diretta del vigneto, tutto il mio vigneto sono lì che lo curo con le mie forbici, lo tratto come veramente in modo maniacale. Fermentazioni solo con lieviti indigeni, non selezionati, per esempio il biodinamico, biologico, sì, avevo scritto possibilmente, ma se no usano anche quelli magari biologici, di origine biologica, ma solo. Chiarifiche senza uso di agenti esterni, solo naturali, col freddo, con quindi termiche, azioni di temperatura. Nessuna aggiunta di coadiuvanti enologici, né tannini, quello che viene. A voi la sentenza dopo di decidere se sono buoni o meno. Sono vini quelli che esce proprio da magari un conto è farli in casa e un conto farli magari per promuoverli e per venderli. Ci sono anche questi, non aggiungo altro. Il futuro, adesso vi ho aggiunto questi vini che provengono da vitigni esistenti. Si inizia a sentire anche sul mercato, sono varietà consentite, ammesse a livello italiano, provenienti da incroci tra vita europea e vita americana o asiatica. Perché questo? Un po' resistente alle malattie fungine, ossia tipo Peronospora aurelia, sono dei funghi che entrano in gioco durante la mia maturazione dell'uva in campo, ma che possono mi portano anche a edizioni di resa, quindi perdo uva con queste, se non tratto. Allora, piuttosto che andare a trattare magari con rame, con prodotti di chimici, questa soluzione sta aiutando a ridurre questo, quindi anche nel vino non andrò a portare tanta, passatemi il termine, schifezze chimiche. Sono varietà che si iniziano a vedere e aiutano anche chi magari in certe realtà non può fare il biologico perché piove, perché come può succedere a noi, anche se negli ultimi tempi non sembra così, però rimane un po' una regione piovosa, aiuta a meno a ridurre i prodotti fitosanitari in campo, che però ti danno dopo dei vini diversi o quasi, cioè non diversi, sono quasi simili a quelli conosciuti convenzionali, quelli che però che hanno magari esigenze particolari enologiche che bisogna vedere prima piuttosto che quindi gestirli in un certo modo. Alla fine di tutta questa chiacchierata, questa presentazione, che cosa voglio lasciare? Voglio lasciare che i vini e quindi quelle vinificazioni che sono avvenute nel tempo, che abbiamo visto, hanno sempre fatto e sempre faranno una trade union tra le varie persone. Quante di noi un cin cin si guarda in faccia e si fa un cin cin? A proposito, dopo c'è un cin cin, almeno abbiamo parlato di vinificazione in bianco e rosso, usato, almeno vi mostra i prodotti come vendono. Aumento di realtà, condizione biologica quantomeno consapevole. Inizia tra i produttori e tra i vinificatori, quindi tra i enologi, anche questa consapevolezza di dire cerchiamo di usare meno prodotti magari che ci possono dare una mano, cerchiamo di capire meglio il mio modo di lavorare. Qua io ho detto agronomo che parla con l'enologo, metà lavoro lo fa l'agronomo nella mia azienda, ma io dopo quando mi dice guarda che il punto adesso l'uva è perfetta, io vado all'assaggio e ragione, vediamo. Se non ho questo contatto diretto, ed è basilare per fare un'azienda, secondo me l'ottimo vino non serve vino. Oppure uno è agronomo e enologo insieme nelle aziendine piccole e sa già, conosce bene la sua ragione. Fermentazioni con lieviti indigeni, sono alcune realtà che non aggiungono, cercano di non aggiungere lieviti non selezionati, ma usano quelli che vi proviene dalla pianta stessa. Stanno facendo un po' di strada, però questa cosa è il verso giusto.
inferiore alle stagioni vengono prodotti grandi vini, probabilmente perché dopo tutto siamo stati anche noi come i romani, abbiamo imparato dai romani, tutte le nostre colonie sono state allora noi siamo terra di grandi vini. E con questa io vi ringrazio l'attenzione, se avete domande